Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Focus TG, tutto pronto per i funerali di domani a Padova, in Prato della Valle, nella chiesa di Santa Giustina per Giulia Cecchettin. Si prevede una folla immensa, ne parleremo durante questa edizione, anche dell'incontro di Filippo Turetta con i genitori avvenuto ieri nel carcere di Montorio a Verona. Poi andremo a Venezia perché ci sarà alle 12:30 una conferenza stampa del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Sentiremo il Partito Democratico sempre in diretta che lancia l'allarme sulla sanità pubblica, e poi la cronaca, la 93enne in sedia a rotelle morta carbonizzata a Fara di Soligo, e un migrante indiano trovato morto nel parcheggio dell'Appiani a Treviso. Ovviamente anche tutte le notizie da Bassano del Grappa, da Vicenza, da tutte le nostre province. Però partiamo dai funerali che si svolgeranno domani a Padova. È attesa una folla immensa, si parla di 10.000 persone. 15.000 persone, tante se ne attendono per il funerale di Giulia Cecchettin, in programma martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È stata scelta una delle chiese più grandi d'Italia direttamente dalla famiglia, che ha chiesto a tutti di essere presenti, proprio per lanciare un messaggio di grande partecipazione. Ai cronisti il papà di Giulia ha raccontato che sta preparando personalmente uno per uno i biglietti per gli inviti alle esequie e che sta scrivendo un messaggio che leggerà in chiesa. Oggi ancora un vertice in prefettura, forse l'ultimo, per i dettagli sull'organizzazione e per garantire sicurezza e ordine pubblico, con l'eventuale presenza di alte cariche dello Stato non ancora confermate. In chiesa entreranno solo le persone munite di invito e di accredito, 1.000.000 circa. Gli altri seguiranno la cerimonia rimanendo all'esterno, dove sono già stati posizionati in queste ore 2 maxi schermi. Anche la gigantografia di Giulia, attualmente visibile sulla facciata del municipio di Vigonovo, con la scritta "Ti vogliamo bene", verrà trasferita a Santa Giustina. Il feretro partirà dall'obitorio di Padova e dopo il funerale verrà trasferito a Saonara, dove si svolgerà nel primissimo pomeriggio una cerimonia di saluto più raccolta, dedicata alla famiglia e ai cittadini di Vigonovo, dove vivono i Cecchettin, e di Saonara, dove Giulia è cresciuta nella comunità parrocchiale. Intanto domenica c'è stato il primo incontro tra Filippo Turetta e i suoi genitori. Il giovane, detenuto nel carcere di Montorio Veronese con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata, aveva chiesto fin da subito di poter incontrare il papà e la mamma, un incontro durato circa un'ora tra commozione e abbracci. Servizio di Federico Fusetti, vediamo il titolo del Corriere del Veneto, l'interrogatorio di Turetta: la volevo, lei scappava, l'omicidio di Giulia in 3 fasi, il primo incontro in carcere con i genitori, poi una bella foto di Gino Cecchettin con la figlia a Venezia, e vedete nella foto a fianco il killer che ha detto non mi avete lasciato da solo, ieri sono scoppiati in lacrime nel carcere sia Turetta che i suoi genitori. Restiamo a Padova sempre con la cronaca. È stato arrestato un infermiere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una collega tirocinante, i fatti nella notte tra venerdì e sabato. Arrestato durante il turno di notte tra venerdì e sabato all'ospedale di Padova, fermato un infermiere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una tirocinante 20enne, prima aggredita verbalmente, poi fisicamente. La giovane è riuscita a sottrarsi alle molestie dell'uomo, rifugiandosi in una stanza di servizio. Sotto shock la donna è però riuscita a chiamare il padre, che ha dato l'allarme al 112. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno subito fermato l'uomo e raccolto le testimonianze. La 20enne ha riferito di aver subito un vero e proprio assalto da parte del collega, che avrebbe approfittato di un momento in cui i due erano da soli per calarsi i pantaloni. L'uomo è stato portato in carcere a Padova. L'azienda ospedaliera ha già adottato provvedimenti disciplinari. Sono stati controlli antidroga della squadra mobile di Padova nel fine settimana con 4 arresti.
Il primo arresto in via Tommaseo, dove un 39enne nigeriano senza permesso di soggiorno è stato fermato mentre stava vendendo 2 dosi di eroina in cambio di 15 euro. Nelle tasche dello straniero i poliziotti hanno trovato altre 9 dosi di eroina e una di cocaina. In zona Camini invece gli agenti della squadra mobile impegnati in un servizio di pattugliamento nel parcheggio dell'oratorio San Domenico Savio hanno sorpreso un 25enne tunisino richiedente protezione internazionale mentre vendeva una dose di cocaina. In tasca soldi, provento di spaccio e alcuni grammi di hashish. A Rubano invece un 52enne veneto ma residente da tempo nell'est Europa è stato bloccato mentre guidava pericolosamente. L'uomo non aveva la patente che gli era stata ritirata. I poliziotti hanno controllato l'auto, all'interno un contenitore con alcuni grammi di cocaina, nel cofano posteriore scoperto un altro vaso di vetro con 35 grammi di droga. Denunciato invece un 31enne nigeriano sorpreso in via Valeri mentre si toglieva dalla bocca un involucro in cambio di soldi. Gli agenti hanno sequestrato il contenuto corrispondente ad una dose di cocaina. E ancora Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, al centro dell'attenzione per un'altra polemica, la frase omofoba in consiglio, chiedo scusa, ho sbagliato. Il primo cittadino è stato richiamato anche dal presidente dell'Assemblea, l'opposizione non è la prima volta, questo è accaduto con un alterco con un consigliere della minoranza. In regia questa mattina Francesco Cerone e Renato Capoia con Nadia Brazzo. Andiamo avanti sempre con la cronaca, restiamo nel Padovano, anzi a Padova c'è stato un clamoroso incidente ieri sera in pieno centro, le conseguenze potevano essere molto più gravi con un'auto che si è ribaltata. Rocambolesco incidente nella notte di ieri in via Savonarola a Padova all'altezza di Ponte San Leonardo. Verso le 22:45 un'auto guidata da un 37enne residente nel Veneziano ha urtato prima 2 auto parcheggiate lungo la strada, poi una vetrina per finire la sua folle corsa rovesciata sul tettuccio. Fortunatamente solo lesioni lievi per l'autista del mezzo, che è stato poi condotto in ospedale per gli accertamenti sulla presenza o meno di alcol e droga nel sangue. Da una prima ricostruzione, una componente fondamentale di questo incidente è la velocità del mezzo, lanciato in una via dritta ma stretta, a velocità sostenuta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUAM e la polizia locale. Un avvocato di Arzignano avrebbe intascato versamenti per 430.000 euro senza fatture e le Fiamme Gialle lo hanno denunciato all'autorità giudiziaria e qui siamo nel Vicentino. Sentiamo Daniele Garbin. Arzignano, un avvocato con studio legale anche a Vicenza, è stato denunciato per evasione fiscale dalla Guardia di Finanza provinciale. Aveva omesso di dichiarare al fisco oltre 430.000 euro di maggiori redditi e compensi nell'arco di un biennio. Per questo dovrà risarcire le casse pubbliche per quasi 60.000 euro. Le Fiamme Gialle avevano intensificato l'attività di indagine nei conti del professionista a seguito della grande difformità che risultava dal suo giro d'affari, incompatibile con il limite previsto per usufruire del regime forfettario per l'anno fiscale 2021-2022. Nei conti correnti dell'avvocato risultavano numerose operazioni di accredito di versamenti senza la contestuale fatturazione. È solo una delle diverse incongruenze riscontrate dai finanzieri di cui il professionista dovrà ora rispondere alla Procura di Vicenza, che avrebbe impedito di utilizzare del regime agevolato semplificato ben oltre la soglia di legge di 65.000 euro prevista fino al 2023. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 4 autovetture di lusso, tutte immatricolate in paesi extracomunitari, importate in contrabbando senza il pagamento dei dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto, rispettivamente a Treviso, Venezia, Modena e Roma. Si tratta di 2 Audi A8, la prima intestata a un compositore musicale di nazionalità ucraina, residente dal 2003 in provincia di Treviso, la seconda a un imprenditore moldavo residente dal 2012 a Modena, e poi una Mercedes E200 e infine una BMW 535 intestata a un commerciante di pellet ucraino residente dal 2015 a Roma.
sempre in piena attività gli uomini della Guardia di Finanza e che dopo i recenti casi di truffe verificatisi nella Marca mettono in guardia i cittadini con una serie di consigli per proteggere i loro risparmi. Sentiamo. L'imprenditore agricolo truffato di 250.000 euro, il dirigente d'azienda che credeva di investire 98.000 euro volatilizzati invece dalla sua assicuratrice. Gli ultimi casi di truffa non sono che la punta di un iceberg di un fenomeno che sta aumentando sempre più nella Marca. Di qui i consigli della Guardia di Finanza finalizzati alla tutela del risparmio, in primo luogo a partire dall'affidarsi ad operatori abilitati, quindi ad esempio iscritti all'albo dei consulenti finanziari. La documentazione va attentamente vagliata, nel caso rivolgendosi anche a consulenti di fiducia. Bisogna diffidare assolutamente di guadagni che vengono proposti in breve tempo e con modalità particolarmente semplici. Nessuno regala nulla, insomma, e bisogna diffidare sempre da chi propone facili guadagni. A volte le vittime vengono approcciate con piccoli investimenti che vanno a buon fine, dopodiché i truffatori procedono a chiedere importi ben più importanti. Per ogni dubbio o sospetto è importante rivolgersi al numero di pubblica utilità 117. Nel caso poi ci si renda conto di essere stati truffati, presentare subito denuncia alle forze dell'ordine. Altresì è fondamentale allegare alla denuncia copia dei messaggi di posta elettronica, copia dei documenti, le chat di WhatsApp, gli audio degli incontri intercorsi con i truffatori. Adesso andiamo a fare di Soligo, infrazione Colle San Martino, da Marta Marangon per la morte di una 93enne morta carbonizzata nella sua abitazione in sedia a rotelle. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo. In questa abitazione che vedete alle mie spalle si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri la tragedia. Un'anziana di 93 anni, Giovannina Merotto, è morta praticamente carbonizzata dalle fiamme che l'hanno avvolta dopo che aveva cercato di attizzare una stufa, una cucina economica appunto nel locale cucina di questa abitazione. A dare l'allarme ieri nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17, è stato uno dei due figli con i quali l'anziana abitava in questa casa, che al momento della tragedia erano usciti. L'anziana era inferma, invalida, in sedia a rotelle. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la signora molto probabilmente avrebbe cercato di accendere la cucina economica, di buttare dei legni all'interno e probabilmente una scintilla ha attecchito agli abiti provocando appunto le fiamme che in brevissimo tempo l'hanno avvolta. L'anziana, essendo inferma, non è riuscita a spegnere le fiamme, non è riuscita a mettersi in salvo ed è stata appunto davvero agghiacciante la scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori. Il figlio dell'anziana ed alcuni vicini di casa che sono stati chiamati. La donna era avvolta dalle fiamme, le persone intervenute hanno cercato di spegnerle. In effetti, come vedete, ci sono ancora degli estintori proprio davanti all'abitazione che sono stati utilizzati per spegnere l'incendio. Nel frattempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che erano stati allertati appunto dai figli della donna e poi i sanitari del SUEM 118 partiti anche con l'elicottero da Treviso. Purtroppo però per l'anziana non c'era più nulla da fare, è morta appunto carbonizzata ed è una tragedia davvero terribile questa, che ha profondamente scosso l'intera comunità. Come vedete ci troviamo proprio nel centro del paese. La famiglia è conosciuta, anche se l'anziana appunto negli ultimi tempi, sia per le sue condizioni di salute sia per l'età avanzata, 93 anni, usciva molto poco di casa. A seguire
la tragedia all'amministrazione comunale. Il sindaco ieri si trovava a Treviso per impegni istituzionali, ma poi in serata è venuto qui e sta appunto manifestando tutta la solidarietà e la vicinanza dell'intera comunità alla famiglia della signora, della vittima Giannina Merotto, per questa terribile tragedia. E da Col San Martino è tutto, restituisco la linea allo studio. Molte grazie a Marta Marangon e andiamo avanti sempre con la cronaca. Andiamo a Casier, dove c'è stata una raffica di furti, razzie davvero che si ripetono in continuazione, opera di bande di predoni che imperversano su tutto il nostro territorio. Sentiamo cosa è successo a Casier. Questo è un bel quartiere, una bella zona e non avrei mai pensato sinceramente che alle 5 del pomeriggio venissero a far visita proprio qua. Via Chianni, una strada che attraversa una zona residenziale di villette e appartamenti a Casier, un quartiere tranquillo, finito nel pomeriggio di sabato nel mirino dei ladri. A raccontare quanto accaduto una residente che abita nella casa accanto a quella violata dai malviventi. Ho sentito dei rumori molto forti, molto importanti e che ho interpretato come dei lavori di ristrutturazione. D'altra parte il sabato pomeriggio più o meno tutti a casa si danno da fare in questo senso. Tra l'altro stavo guardando la televisione e ho detto vabbè dai, non sento neanche, spengo. Ho spento la televisione. In realtà quel rumore così forte è opera dei ladri che stanno scardinando la porta finestra della cucina. È da qui che sono entrati in cerca di denaro e preziosi, mettendo a soqquadro le stanze. Solo quando i padroni di casa rientrano si accorgono dell'accaduto. Mi è dispiaciuto parecchio perché io e la mia vicina di casa siamo non solo vicine di casa, ma siamo anche amiche. Magari, non so, scriverle un messaggio anche così stupidamente, stai facendo lavori, così magari mi avrebbe detto no, guarda, in questo momento non ci sono, avrei potuto, tra virgolette, svegliarmi. Non si fa troppo caso a certe cose quando invece uno dovrebbe stare attento. Qualche mese fa i malviventi, sempre in via Chianni, avevano preso di mira alcune auto parcheggiate, in un caso addirittura smontando la parte anteriore di una vettura non prima di aver lasciato il quartiere al buio, staccando la corrente per lavorare indisturbati. Casier dunque è solo l'ultimo comune della Marca colpito dai furti nei giorni scorsi. Come testimoniano i post sulla pagina Facebook di Furti in Corso, era toccato a Biancade per ben 2 volte in pochi giorni e a Codognè, qui malviventi in azione con i proprietari presenti in casa. Sono diversi gli episodi di danni registrati negli ultimi tempi alle scuole medie di Spresiano, con il sindaco che si dice d'accordo con il collega di Treviso sulla proposta di organizzare corsi di educazione civica per genitori e figli responsabili di certi reati. Vediamo. I galleggianti delle cassette dei water rimossi per ben 2 volte in pochi giorni, costringendo i tecnici ad intervenire. Ma qualche tempo prima erano state delle palline di carta igienica ad essere messe nello scolo delle acque che portano le grondaie a provocare problemi al primo temporale. E ancora maniglie delle porte danneggiate o chiavi rotte nelle serrature. Accade alla scuola media di Spresiano. Dobbiamo intervenire quasi settimanalmente in quel plesso. Probabilmente si tratta di danni fortuiti, ma questo ripetersi nel tempo ci lascia un po' perplessi. Quindi attenzione, nei prossimi giorni gli episodi, spiega Giuseppe Mestriner, assessore alle manutenzioni, che ha avvisato dell'accaduto il primo cittadino della Pietra, che su Facebook in un post ha avvertito gli studenti su quella che sarà la sua azione nel caso si dovesse ripresentare per la 3ª volta il problema nei bagni. Invece di chiuderli li lascio rotti. Allora io capisco la bravata, guardate, io sono stato il primo a farle nei miei anni, però la bravata è una. Quando la reiteri comincia a diventare un comportamento criminale, quando la fai 3 volte vuol dire che sei proprio da educare. La mia è una provocazione, continua il sindaco, per stimolare genitori o compagni di classe a farsi avanti, ma soprattutto perché non succeda più. Il primo cittadino poi condivide la posizione del collega di Treviso Mario Conte alle prese con atti di vandalismo più gravi nei quartieri della città, che ha lanciato la proposta di corsi di educazione civica anche per genitori dei ragazzi che compiono queste azioni. Potrebbe essere una soluzione, anche perché magari poi un genitore avrebbe più occhio nei confronti dei figli, quindi sono perfettamente d'accordo. Genitori sono in qualche modo coinvolti e responsabili dei gesti dei propri figli? Guardate, io ho mia figlia maggiore che è proprio alle scuole qui, quindi se dovessi sapere che è in qualche modo coinvolta in queste condotte
probabilmente la prossima volta che uscirà sarà maggiorenne. Andiamo a Venezia, dove ci sono stati momenti di paura in Rio della Verona per una gondola che si è ribaltata facendo cadere in acqua i passeggeri. Dalla ricostruzione i 4 turisti orientali a bordo non avrebbero assecondato la manovra del gondoliere e per fare delle foto non solo sono finiti in acqua ma hanno fatto rovesciare l'imbarcazione. A sostenerli lo stesso gondoliere che li ha messi in salvo. Nulla di drammatico vista la profondità minima dell'acqua, ma tanta paura e soprattutto il freddo e il peso degli abiti pesanti, zuppi che hanno reso difficile il recupero. Le immagini pubblicate su Instagram da Venezia non è Disneyland. I turisti, una volta risaliti, sono stati accolti e portati al caldo nella sartoria del teatro La Fenice. Non è la prima volta che succede a Venezia, c'è anche gente che finisce in acqua, scendono i gradini che sono scivolosissimi, no? Che arrivano fino al pelo dell'acqua, ci sono delle alghe e finiscono in acqua tutti vestiti. Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per 4 omicidi e altri fatti di sangue commessi negli anni di piombo, quando militava nei proletari armati per il terrorismo, aveva iniziato a lavorare all'iter previsto dalla riforma Cartabia per chiedere di essere ammesso alla mediazione penale, che fa parte della giustizia, la cosiddetta giustizia riparativa, per poter accedere ai benefici penitenziari e ai permessi premio. Ora il trasferimento di Battisti dal carcere di Parma a quello di Massa ha interrotto l'iter che deve essere ripresentato. La procedura consiste nel chiedere di incontrare i parenti delle vittime, i quali però possono rifiutare gli incontri con chi ha ucciso i loro familiari. Ma già il solo fatto di aver intrapreso il percorso di mediazione può essere un elemento di valutazione da parte della magistratura di sorveglianza che decide se concedere benefici che consentono anche agli ergastolani di uscire dal carcere in permesso. Tra i fatti di sangue nei quali è coinvolto Battisti c'è, come ricorderete, l'omicidio di Lino Sabbadin il 16 febbraio del 79 a Santa Maria di Sala. Vi rendete conto a quali aberrazioni si arriva in Italia, cioè il killer, il detenuto chiede di incontrare i parenti delle vittime. Immaginatevi che con quale disponibilità si pongono i parenti delle vittime di Lino Sabbadin con quest'uomo che ha le mani ancora grondanti sangue, per incontrarlo e per fare questa mediazione riparativa. E il procedimento comunque va avanti, quindi come al solito hanno la possibilità questi signori di essere rimessi in libertà o di avere degli sconti premio. Andiamo da Edi Kaliman in Piazza dei Signori, mi pare, davanti alla prefettura, perché sentiamo di cosa si tratta. Dici tutto, Edi. Esatto, direttore, Piazza dei Signori, Treviso, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo in compagnia di Rebecca Lustro, camminante Sedi Nasir, perché questa mattina un presidio davanti alla prefettura, ma ci facciamo spiegare tutto dall'associazione. Allora sì, oggi siamo qui come Caminantes dopo ciò che è successo, la tragedia successa fra venerdì e sabato notte. E, appunto, come sappiamo, un ragazzo è morto in strada, sostanzialmente dormiva, perché non si può definire abitare, nel parcheggio a piani di fianco alla questura, insieme a tutti i ragazzi che sono qui con noi questa mattina. Questo presidio è stato fortemente voluto dai ragazzi che si sono rivolti alla nostra associazione appena successo il fatto, assolutamente spaventati ed arrabbiati di trovarsi in una situazione del genere. Molti di questi ragazzi sono a dormire in questo posto da 4-5 mesi in attesa di ricevere i documenti e di ricevere ospitalità in un centro di accoglienza. Questo non accade e non è un problema nuovo, non è un'emergenza, è un problema strutturale. Quello che vogliamo chiedere questa mattina è che vengano presi i provvedimenti immediatamente per trovare una sistemazione a questi ragazzi entro
oggi, subito, deve essere fatta immediatamente questa cosa, perché una cosa del genere non deve mai più succedere. E, ovviamente quello che chiediamo anche è che venga fatta rete con le varie associazioni sul territorio, la Chiesa, la Caritas, tutti coloro che si occupano di marginalità, di accoglienza, e chiaramente anche con le istituzioni, perché il problema venga affrontato seriamente e non venga lasciato continuamente ad essere un'emergenza che si ripropone ogni anno quando arriva il freddo. E lo sapevamo che sarebbe successa una cosa del genere, ed è di una gravità che ci lascia senza parole. Siamo chiaramente sconvolti da quello che è successo e chiediamo che venga fatto qualcosa subito e che si prendano provvedimenti seri, che appunto non rimanga un'emergenza, non rimanga che nei prossimi giorni questi ragazzi vengano accolti, che va benissimo, ma non deve mai più succedere che ci sia qualcuno in attesa di documenti a dormire sostanzialmente all'esterno. È una cosa assolutamente inumana. Questa mattina tante persone in piazza Rebecca, tra cui Nasir. Ci fai da tramite con lui? Certo. Do you want to say something? Yes. Okay, speak. In English. Okay, why are you here and what do you ask for you? First of all, thank to you for come here and you stand for our voice. We are here for... Prima di tutto, grazie a tutti per essere qui, grazie per essere qui a difendere i nostri diritti, a darci voce. We are here for today. Our main purpose is to gain camp, because we are living in Kastura parking for last 3 months, and due to cold weather we are facing too much difficulties here, and our one person is died in last Friday here in parking. Ok, quindi prima di tutto la nostra richiesta è quella che venga immediatamente trovato un posto dove farci dormire. Appunto molti di noi sono da 3 mesi o anche di più a dormire nel parcheggio vicino alla questura, appunto il parcheggio a piani, e come sappiamo è morta una persona, una cosa assolutamente gravissima. Direttore, queste le istanze delle persone, tante persone accorse oggi tra passanti, associazioni, opposizioni del comune. Vediamo la rappresentanza dell'opposizione con Marco Zabai che è ancora qui. La manifestazione, il presidio è iniziato alle 10. Direttore, se non hai domande da Piazza dei Signori a Treviso io ti restituirei la linea. Ecco Edi, non so se mi sente, Edi Kaliman da Piazza dei Signori a Treviso. Sì. I giornali oggi riportano notizie in cui si suggerisce di fare trasferire i clochard che sono nella zona Piani all'ex caserma Serena. Ti risulta? Loro cosa ne dicono, insomma, del fatto di essere ospitati alla Serena? Certo, lo passo la domanda alla nostra ospite Rebecca. I giornali oggi riportano il fatto che come soluzione immediata sarebbe il trasferimento alla Serena. Cosa ne pensate e cosa ne pensano le persone che rappresentate qui oggi? Allora, chiaramente quella sarebbe la soluzione più immediata. Ricordiamo che comunque in caserma Serena la situazione è già drammatica, è sovraffollata, siamo arrivati se non sbaglio a 700 persone, quindi quello che chiediamo è che appunto, come dicevo prima, il problema dell'accoglienza deve essere affrontato a 360 gradi e non possiamo pensare che sì, togliamo questi ragazzi dalla strada ma li andiamo a portare in un posto sovraffollato dove le condizioni di vita sono comunque disastrose. Quello che vogliamo per questi ragazzi, che vogliono giustamente questi ragazzi, è una vita degna, la possibilità di crearsi un futuro. Ricordiamo anche che nel momento in cui entrano in un centro di accoglienza e cominciano a lavorare, dovessero superare i 6.000 euro annui di reddito, comunque non perdono il diritto a poter stare lì. Quindi ci chiediamo com'è possibile che si pensi che con 500 euro al mese una persona ce la possa fare a vivere, considerando anche quanto costano gli affitti. E appunto come camminante stiamo lavorando anche su questa cosa del diritto alla casa. Gli affitti sono alle stelle, non trovano casa le persone che sono qui da anni, che sono nate qui, figuriamoci delle persone migranti.
Direttore, queste le istanze portate davanti alla prefettura questa mattina? Sotto l'alberone di Natale, le cui luci sono state accese ieri a Treviso 100.000 persone in centro storico, davvero un record, proprio visite natalizie e grande contrasto con la situazione di uomini e donne che vivono in quelle condizioni. Grazie a Eddie Kaliman. Andiamo avanti con Bassano del Grappa, andiamo a Bassano del Grappa dove c'è un gran freddo, temperature sotto zero, in particolare in tutto l'altopiano. Qui siamo sull'altopiano, dicembre che è iniziato con il gelo, tanta neve, impianti sciistici aperti su tutte le Dolomiti. Era stata annunciata ed è arrivata puntuale l'ondata di gelo di inizio dicembre. Il repentino abbassamento delle temperature ha interessato tanto l'altopiano quanto la pedemontana, con minime che sono scese parecchio sotto lo zero sui rilievi e congelate diffuse anche in pianura. Come sempre, la zona che ha fatto segnare le temperature più rigide è la piana di Marcesina, definita non a caso la piccola Finlandia. Qui nelle scorse ore la colonnina di mercurio ha toccato i 14 gradi sotto zero, ma non è andata molto meglio nei paesi dell'altopiano. A Gallio, ad esempio, nella mattinata c'erano 6 gradi sotto zero e ad Asiago la minima è rimasta a quella quota per gran parte della nottata. Le minime e la possibilità di non salire mai sopra lo zero hanno mantenuto la coltre bianca caduta nei giorni precedenti sui punti più alti e nelle aree destinate agli sport invernali, regalando qualche speranza in più a tutto il comparto turistico che attende con ansia l'avvio della stagione nell'imminente Ponte dell'Immacolata. Per quanto riguarda la pedemontana e il bassanese, il timore di gelate e l'allarme lanciato dai meteorologi ha consigliato ai comuni collinari di organizzare il piano antighiaccio. A Marostica, ad esempio, sono entrati in funzione i mezzi spargisale già nel tardo pomeriggio di domenica. 8 squadre hanno coperto gran parte del territorio, con particolare attenzione alle aree più esposte delle frazioni sulla spalla che porta all'altopiano, dove il rischio di incidenti è sempre molto alto in caso di temperature rigide. Gli occhi di tutti sono ora puntati sul meteo, visto che sono annunciate precipitazioni fra oggi e domani che potrebbero portare neve anche a bassa quota. Siamo a Bassano del Grappa, i residenti di San Lazzaro portano in comune una petizione con oltre 350 firme per chiedere alla sindaca di fermare la pioggia di installazioni di antenne per la telefonia. Sentiamo Alex Giuliano. Noi non sapevamo niente fino a che si è presentata una ruspa qui sul posto. Pertanto non vedo corretto da parte dell'amministrazione il comportamento, anche se loro dicono abbiamo avvisato il comitato di quartiere. Sappiamo il comitato di quartiere, cos'era, com'è e che fine ha fatto. Abbiamo la discarica, abbiamo il depuratore, abbiamo i zingari fra poco e tutto. E vedremo poi il proseguo però, perché certo non ci fermeremo qui. Nella guerra delle antenne i residenti di San Lazzaro si sentono presi di mira e rispondono al fuoco di installazioni sparato dall'amministrazione comunale con una petizione firmata da oltre 350 cittadini in cui chiedono il cessate il fuoco, chiedono insomma uno stop, una tregua e soprattutto chiedono risposte a chi governa la città. Noi non sapevamo niente fino a che si è presentata una ruspa qui sul posto. Ecco, partiamo da qui. Noi, cioè chi abita a San Lazzaro, non sapevamo niente. Toccato il tasto dolente, la mancata condivisione, il poco dialogo con i cittadini, problemi che in questi anni hanno caratterizzato l'amministrazione Pavan su tutti i fronti, come sottolineato da associazioni, comitati di quartiere, amministratori e bassanesi. Vorrei chiedere all'amministrazione l'impiego dei soldi che l'amministrazione prenderà per l'installazione dell'antenna di San Lazzaro al campo sportivo, che so che circa dovrebbero essere dai 10-12 mila euro all'anno, che impiego ne farà? Un'antenna, quella del campo sportivo di Via Colombi, a pochi metri dalle scuole e da un luogo dove bambini e ragazzi trascorrono ore e ore a fare sport. E fra poco ne spunterà un'altra lì vicino in Via Rivette, insomma. San Lazzaro dice basta, ma... E vedremo poi il proseguo però,
perché certo non ci fermeremo qui. Andiamo a Padova sempre in diretta, c'è Federico Fusetti. Per noi il Partito Democratico lancia l'allarme per la sanità pubblica a rischio. Sentiamo una delle che non relazioni. Dovrebbero accedere al pronto soccorso quando il 9% degli accessi sono seguiti da un ricovero. Noi capiamo tutta la criticità che ruota attorno al pronto soccorso, uno dei servizi ai quali si accede senza prenotazione, come è ovvio, ma tutte le conseguenze negative che sono legate a questa situazione. Allora, il decisore politico, di fronte a una situazione come questa, deve agire rapidamente. Da troppi anni invece le medicine generali integrate sono ferme al 22%. Medicine generali, cioè sono i medici di medicina generale associati a medicine di gruppo integrate, sì. Le medicine di gruppo integrate, quindi anche con la presenza dell'infermiere, ecco, se sono solo il 22% e poi sono vere tutte le cose che sono già state dette, che ci sono alcune centinaia di migliaia di veneti che sono senza medico di medicina generale e quelli che ci sono oberati da un numero che ha superato addirittura la soglia dei 1500 pazienti, è evidente che ci troviamo di fronte a una situazione come questa. Quindi la scelta da fare è l'investimento sul territorio e questo tarda a venire, ma questa situazione qui poi crea lo stress dei professionisti, nessuno che si iscrive, i concorsi che sono vuoti, i gettonisti che creano disparità di trattamento. Insomma, la radice delle questioni è individuata, non è colpa del fato se succedono queste cose, è individuata chiaramente, bisogna intervenire sul territorio e finora si è fatto quasi nulla. Perché dico quasi? Perché quel poco che si è fatto, per fortuna, è legato ai fondi del PNRR. Bene, PNRR ha detto tutto cosa bisogna fare, gli ospedali di comunità, le case della comunità, le COT, l'infermiere di famiglia, eccetera, l'assistenza domiciliare. Ok, il governo ha deciso di tagliare il 30% degli obiettivi del PNRR. Si è detto, fermi tutti, non preoccupatevi, quel 30% che manca lo finanzieremo con altri fondi. E hanno detto articolo 20 e i fondi di coesione. Ok, 2 mesi fa, settembre 2023, è stata fatta la delibera della Giunta che fa il piano decennale dei 437 milioni che sono disponibili per l'edilizia ospedaliera. Era l'occasione per infilare il 30% delle case di comunità, ospedali di comunità del territorio non finanziato come da promessa. Invece non c'è un euro per tutto questo, quindi rinviato a situazioni a venire. Ecco, io mi fermo qui. Il Presidente continua a riconfermare l'opzione del pubblico come è stato detto. Peccato che i alti dirigenti della sanità veneta in manifestazioni pubbliche dicano il sistema pubblico non ce la fa più. Questa divisione delle parti, guardate, non regge, non funziona, perché la gente non è stupida, ha capito, e comincia a non avere più fiducia nel sistema pubblico e noi non siamo d'accordo. Margherita, scusa, mi hai detto che le medicine di gruppo integrato sono solo il 22%. E quante te ne risultano a te? No, il 22% sono. No, quante dovevano essere? Nella programmazione di 7 anni fa, 75% dovevano essere. Ecco, allora, mi risulta che dovevano essere... Questa era l'ex parlamentare del Partito Democratico Margherita Miotto durante una conferenza stampa del PD in cui si lancia l'allarme per la sanità pubblica a rischio. Eravamo a Bassano, torniamo a Bassano. Il Tribunale della Pedemontana, anche Italia Viva,
chiede a gran voce che venga attivato, ma Vicenza, come vi abbiamo raccontato più volte, ha messo i bastoni tra le ruote. Sentiamo. Tribunale della Pedemontana, per la sua attivazione si alza un appello corale che si tinge indistintamente di tutti i colori della politica, ed è proprio alla politica che viene lanciata una forte richiesta dal territorio, da 500.000 di persone in 3 province, Vicenza, Padova e Treviso, sino all'altopiano, dalle attività economiche e produttive. Non ho sentito una voce fuori dal coro, e non solo di Vicenza, anche di Padova e di Treviso. Quindi non capisco, e sempre il senatore Ostellari ha sempre dichiarato che non verrà toccato l'organico dei tribunali esistenti, quindi sarà fatto tutto un organico nuovo sulla base di quello. Questione questa già ampiamente discussa dal ministro Nordio, che ha più volte garantito che i tribunali esistenti non saranno toccati dal punto di vista del personale e che invece saranno assunte nuove figure nel momento in cui venisse riaperto ad esempio il Palazzo di Giustizia di Bassano. Laddove si dovesse arrivare a una riapertura di 1, 2, 3, 4 di queste strutture a suo tempo soppresse, questo non avverrebbe mai, sottolineo mai, a discapito degli uffici vicini. Lo stesso sottosegretario alla giustizia Ostellari ha definito il Tribunale della Pedemontana tra i progetti più importanti a livello nazionale, tanto che lo stesso Foffaro non riesce a capacitarsi di quanto sia accaduto nell'ultimo Consiglio Comunale di Vicenza, dove si voleva affossare definitivamente Bassano. Non capisco anche questa contrapposizione di questi del Comune di Vicenza, perché anche se loro di qualsiasi cosa loro dicessero, se a Roma il ministro decide di andare avanti su questa partita, si andrà avanti. Io credo che sia una chiusura e che sia un non ascoltare bene le parole che sono state dette sia dal ministro che dal sottosegretario. Andiamo subito a Venezia, a Palazzo Balbi, perché è in corso la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Sentiamo. Pensate a quel genitore che ha perso la moglie un anno prima, la figura di questa signora spesso citata, che noi non abbiamo avuto la fortuna di conoscere, a quella di una sorella ma anche di una figlia come Elena, di un altro fratello che io non ho mai citato perché è un minore, comunque diciamo il fratello Davide, che è il minore in casa Cecchettin, e poi di una vicenda che ci ha visto anche, come si può dire, rendere familiari figure come non solo quelle del genitore e dei familiari di Giulia, ma anche dei familiari del Turetta, di Filippo Turetta. Abbiamo vissuto, diciamo, con ansia questa storia. Se pensate, fin dal primo istante, no? Forse tutti noi abbiamo coccolato l'idea che fosse magari una fuga d'amore, fosse diciamo, un colpo di testa che si sarebbe poi trasformato in un lieto fine. Purtroppo il lieto fine non c'è stato. Abbiamo seguito per una settimana le vicende di Giulia e il mondo è crollato addosso a quella famiglia, a quelle famiglie e alla nostra comunità quando abbiamo avuto notizia del ritrovamento del corpo, e ancora poi dichiarazioni con un mondo spaccato a metà comunità che pensava che Turetta si fosse magari tolto la vita e invece l'altra metà che pensava che fosse semplicemente in fuga, e con l'arresto di Turetta poi in Germania. Io penso che questa vicenda rappresenti un grande spartiacque. Lo rappresenti fino in fondo perché è un'acquisizione di nuova coscienza rispetto a questo tema, e anche perché noi non ci rassegniamo al fatto che Giulia venga derubricata semplicemente come la 105esima vittima di femminicidio. Penso che sia bene parlare ai giovani, perché i giovani nella sacralità della scuola rappresentano il nostro futuro, ma penso anche che gli adulti e il resto della comunità non debba avere alibi. Cioè non è che funziona che tanto ci pensano a scuola, tanto a scuola ti insegnano l'alfabeto, mio figlio non è che serve che gli faccio fare controlli che faccio i compiti a casa. Io direi invece che è fondamentale che si pensi che questa deve essere una sfida di comunità. Potremmo raggiungere 2 obiettivi. Io non credo che sia una società patriarcale, penso che ci sia qualche troglodita che vive da solo in intimità una condizione di società patriarcale. Ecco, il primo obiettivo è scovare questi trogloditi che pensano ancora che la donna sia un essere inferiore. Non penso che sia un problema dei giovani, è anche un problema dei giovani, ma un problema soprattutto degli adulti che non mancano di calcare
le graduatorie dei femminicidi nei fatti di cronaca di tutti i giorni. Quindi eviterei di ancora una volta di, come si può dire, dare una narrazione negativa in capo alle nuove generazioni. Certo è che è un problema e va affrontato anche con le nuove generazioni. E l'altro obiettivo che potremmo raggiungere è quello che, aumentando una coscienza collettiva, facendo diventare collettiva questa coscienza contro la violenza di genere, a tutela della donna, e ve lo dice uno che l'ha scritto anche in un libro, no? Ne ho parlato del tema della parità di genere, si riesca come comunità, un po' come il neighbor watching che all'estero, no? Il controllo del vicinato, a identificare le menti malate, perché i comportamenti sono sempre quelli. Dopo vi do dei dati: lo stalkeraggio, la violenza psicologica, la violenza sessuale, la molestia, la violenza digitale, sono questi tutti temi che comunque devono far partire dei campanelli d'allarme. Vi do un dato: noi quest'anno abbiamo investito quasi 4 milioni di euro per i centri antiviolenza per la questione di genere. Aiutiamo le donne con i centri antiviolenza alla ripartenza economica, al reinserimento lavorativo, alla riabilitazione, all'accompagnamento, a tutto quello che è il tema abitativo. Pensate che abbiamo 90 strutture in Veneto, 26 sono i centri antiviolenza, anzi centri e sportelli, e 28 sono le case rifugio, 76 posti letto, dei quali 16 sono di totale anonimato, privi di indirizzo, proprio per tutelare, diciamo, le famiglie, tutelare i minori molto spesso. Sapete qual è il dato inquietante? Il dato inquietante è che il bilancio, quello che noi abbiamo oggi pulito, chiuso, certificato, che è il 2022, ha avuto 6.009 accessi. Cioè 6.009 donne del Veneto che hanno chiesto aiuto. E vi dico che hanno chiesto aiuto anche parlando di una casistica dove il 25% delle donne di queste 6.000 è passata per il pronto soccorso prima. Cioè vuol dire che i 1.500 donne sono finite in pronto soccorso prima di arrivare al nostro sportello. E il 36% di queste 1.500 ha sporto denuncia. Cioè vuol dire che fondamentalmente 1 su 3 ha denunciato. Quindi vuol dire che 500 hanno sporto denuncia, 1.000 sono andati in pronto soccorso, hanno preso le botte, non hanno avuto l'aiuto o il coraggio o la forza di denunciare. L'età di queste donne, il 55% di queste donne va dai 30 ai 50 anni. E uno può dire, no, cioè, le leggende metropolitane, ma ci sarà segregazione culturale, sociale. Il 67% sono italiane. E uno può dire, vabbè, ma c'era una bassa scolarizzazione, chissà che contesti sociali. Il 65% ha scolarizzazione medio-alta, cioè sono laureate o diplomate. Quindi la figura è di una donna che prende le botte, 2 volte su 3 non denuncia, è laureata o diplomata e il 67% non è neanche straniera. Quindi usciamo da sto retaggio, le straniere, la segregazione e tutta questa storia qua, perché non è così, è anche così, perché il 45% sono straniere, nel 35% scusate, sono straniere. E il 50% c'è un'altra tragedia, che il 55% sono occupate, cioè vuol dire che hanno un reddito. Non è sempre vero che la violenza viene perpetrata nelle donne, in bassa scolarizzazione, in contesti sociali disagiati, dove non c'è indipendenza economica. Non c'è anche l'indipendenza economica in un caso su 2 delle 6.000, ma 1 su 2 è indipendente economicamente e quasi il 70% ha scolarizzazione e anche sono italiane. Sentite, vi dico questo. Questo Presidente Zaia da Palazzo Balbi sulla violenza contro le donne in vista dei funerali di Giulia Cecchettin domani mattina. Torniamo però a Padova perché sta parlando il segretario regionale Andrea Martella del Partito Democratico. Qualcosa in proposito? Margherita. Sui nomi no, però
faccio rilevare solo due cose. Io non ho mai visto un segretario regionale che obbligasse i consiglieri regionali, che vietasse ai consiglieri regionali di presentare degli emendamenti alla legge di bilancio. Ovviamente per noi il segretario è un punto di riferimento, ma noi siamo eletti che svolgiamo una funzione. Ma non si permetterebbe mai, perché verrebbe mandato quel può darci dei paese. consigli. Questo guardate che dà l'idea di come la Lega partito, segretario regionale, occupa le istituzioni. Non esiste in democrazia che un segretario politico dice ai consiglieri regionali se possono o non possono esercitare il loro diritto di avanzare proposte al dibattito consigliare. Io sono basita che il capogruppo portavoce Villanova non abbia detto a Stefani sul gruppo decidiamo noi, decidono i consiglieri. Questa è la misura del livello di democrazia e di relazioni che stanno dentro quel partito. La seconda cosa che volevo aggiungere da dentro, diciamo, rispetto a quello che diceva Andrea e che lo conferma, c'è una distonia tra ciò che racconta Zaia e il clima che si respira dentro il Consiglio regionale. Mentre Zaia sembra raccontare di un mondo fatato in cui le prestazioni vanno bene e lui è il capo, guardate che il Consiglio regionale, so che lui lo frequenta poco, quindi forse è anche un problema questo, anzi tra una settimana finalmente arriverà nel suo tradizionale passaggio annuale in aula. Lui quel posto lì non lo conosce, ma sta per esplodere, dà la misura di come quella che tu definivi, Enrico, il centrodestra aggressivo che avanza candidature, si sta già traducendo dentro le istituzioni in lotte al coltello, tra la maggioranza, quindi tra Fratelli d'Italia e Lega, dentro la stessa Lega con le diverse anime. Ecco, io consiglierei al Presidente Zaia di venire a farsi un giro un po' più spesso ogni tanto in Consiglio regionale, perché il mondo non è esattamente blindato come lui lo richiede. Quindi diciamo che io più che centrodestra aggressivo vedo tentativo di occupare posti e l'indice di debolezza è che nessuna di queste candidature rappresenta un programma. Io non ho capito perché dovrebbe essere Tosi piuttosto che De Carlo, piuttosto che la Donazzan, perché nessuno ha qualificato la proposta del nome come una proposta programmatica. Noi abbiamo deciso di fare il rovescio, partiamo dai contenuti e poi troveremo a tempo debito, senza bruciare nessuno, il nome in grado di rappresentare al meglio il programma che noi vogliamo mettere in campo. Ecco, quindi a me sembra più un centrodestra debole e litigioso più che aggressivo, ecco, mettiamola così. E comunque non lo faremo negli ultimi mesi. Questo. PD in Consiglio regionale. Torniamo dal Presidente Zaia, conferenza stampa da Palazzo Balbi. Sentiamo. Il dato che vi viene detto, no? Il 36% solo delle donne sporge denuncia, vuol dire che il 64% di queste donne torna a casa a prendere le botte. Ci siamo capiti, no? Torna a casa a prendere le botte. Quindi Giulia è l'esito finale di segnali che come comunità non cogliamo. Abbiamo tutti delle colpe, no? A tutti è capitato qualche volta di sentire dei racconti. Gli toglie l'anima. Ma cosa vuol dire gli toglie l'anima? L'ex fidanzato le toglie l'anima. Cosa vuol dire? Vuol dire che forse come comunità dovremmo dire, ma chi toglie l'anima? Cosa? Avete fatto denuncia, avete provato a verificare, avete sentito qualcuno per un supporto psicologico. È una responsabilità di tutti. Io non aggiungo altro. Se avete domande su questo tema e poi passiamo al... Scusami? 36% che sporge denuncia, è riferito al totale? Al totale, alle 6.000? al totale, sì, sì. Sì, scusami, non di quella del pronto soccorso. Ancora prosegue la conferenza stampa del Presidente Zaia, avete sentito i dati sulle violenze. Andiamo avanti per restare sul tema comunque di cui si parlava prima, il Partito Democratico, conferenza stampa sulla sanità. Sabato ci sarà l'eccellenza dei sanitari padovani per la giornata del medico, il servizio di Valentina Visentin.
Sapere umano, tecnologia e intelligenza artificiale al centro della giornata del medico che ha riunito nell'aula magna del Bo i professionisti padovani. Non esiste una buona medicina se anche la migliore tecnologia non si accompagna all'etica del medico, ha detto in apertura il presidente dell'Ordine dei Medici Padovano, Domenico Crisarà. La giornata è stata anche l'occasione per una riflessione sulla carenza dei medici nella nostra sanità. L'Ocse ha fatto vedere che l'Italia è tra i paesi industrializzati quello che ha il più alto, tra i più alti rapporti di numero di medici per abitanti. Il problema è la motivazione dei medici, perché i medici scappano dal sistema sanitario nazionale. Il problema è la motivazione, che non è una motivazione esclusivamente economica, ma è anche una motivazione di ruolo, una motivazione di importanza sociale che non viene aiutata sicuramente da dichiarazioni poco opportune di alcuni alti dirigenti della sanità di questa regione. La professione del medico deve tornare ad essere attrattiva qui nel nostro territorio per far sì che i tanti neolaureati non scappino all'estero, strappando alla nostra sanità grandi eccellenze. Noi dobbiamo ritrovare, ridare una dignità di ruolo, una dignità, un riconoscimento del lavoro che viene fatto e della dedizione che vengono fatte, in modo da aumentare e mantenere l'entusiasmo verso la professione, che gli altri protagonisti di questa giornata, che sono i colleghi che hanno fatto 50 anni di laurea, hanno dimostrato in questi anni, hanno portato la sanità di questa regione, di questa nazione a quei livelli. Quindi bisogna riscoprire il valore dell'essere medico. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, in regia Francesco Ceron e Renato Cappoia, tra poco state con noi. Diretta a Venezia, a Palazzo Balbi, dove il presidente Zaia sta salutando il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, che passerà ad altro incarico, è diventato prefetto di Napoli. Sentiamo ancora in diretta. Comunque la stiamo seguendo, c'è anche tutta un'attività di volontariato attorno ad Anastasia fin dal primo giorno. Ricordo che una giovanissima mamma che ha la figlia della stessa età mi ha chiamato il primo giorno e mi ha detto: quella bimba, la mamma di Anastasia era a Treviso prima, e quella bimba non può stare da sola in terapia intensiva, nonostante sia sedata, deve sentire il calore della mamma. E ho detto: guarda, cosa possiamo fare? Vengo io. È venuta lei e sta seguendo da allora sta bambina, e dice: vedo gli occhi di mia figlia, e adesso la mamma si è ripresa e continua a seguire questa vicenda. Questa è una ragazza, una giovane mamma trevigiana, e non sono autorizzato a dire il nome, però vi posso garantire che è stata non formidabile, di più per tutta una serie di attività che abbiamo fatto a favore di Anastasia. Avremo anche altre novità. E poi il prefetto, tutti i guai che ci siamo trovati ad affrontare assieme, dalle emergenze di protezione civile, insomma in un anno sembra poco tempo, ma ne sono accaduti di tutti i colori. Quindi volevo semplicemente ringraziare pubblicamente il prefetto, perché insomma lascerà un buon ricordo, anche se sono stati, come si dice, fa presto, vai piano, è proprio accaduto, nel senso che è stata un'ottima collaborazione. Lascio la parola al prefetto. Caro Presidente, grazie per questo invito, per queste parole generose. Io innanzitutto voglio unirmi alle considerazioni che ha fatto il Presidente sulla vicenda che ha caratterizzato purtroppo tragicamente la Regione Veneto per la perdita della cara Giulia. Noi ci sentiamo davvero uniti alla famiglia, alla comunità, perché questo è stato davvero, come diceva il Presidente, è uno spartiacque. La morte non prevede statistiche, la morte prevede soltanto che c'è stata l'effusione del sangue fino al martirio, e io credo che la povera Giulia sia una martire del nostro tempo. E tutte le azioni che la Regione, gli enti locali, le prefetture stanno facendo per contrastare la violenza alle donne, credo che sia un'azione molto meritoria. Anch'io domani sarò ai funerali, ma non è soltanto un dovere quando un'azione civica, una sensibilità istituzionale, una sensibilità
per essere davvero vicini a questa famiglia. E per il resto che dire? Certamente tanti sono stati i problemi che abbiamo in parte risolto, ma quello che posso dire è che la collaborazione è stata davvero efficace, una collaborazione fatta anche di umanità, perché quando le istituzioni vengono isolate da umanità, io credo che quella sia l'azione migliore. L'immigrazione è stato un tema, ma tanti altri temi come protezione civile, come il traffico, come la incidentalità stradale, tutte le vicende sindacali. Ecco, qui in questo territorio mi sono sentito accolto, ben accolto, mi sono sentito a mio agio, ho potuto lavorare serenamente e il mio grazie in primis quindi al Presidente, al Sindaco di Venezia, a tutte le altre istituzioni, alle forze di polizia, alla magistratura, alla grande rete di volontariato che qui c'è nel Veneto, a questa grande sensibilità istituzionale. Questa collaborazione consente a questa grande e straordinaria regione di andare avanti con la schiena dritta e con la testa alta, perché se i progressi sono avvenuti e stanno avvenendo e che sono sotto gli occhi di tutti, ciò è determinato soprattutto dalla circostanza che ci sono uomini che riescono a rappresentare al meglio le istituzioni. A voi della stampa avrò modo anche di fare un punto stampa prossimamente, prima che vada via, però sento anche a voi il dovere di ringraziarvi, di esservi grato per le notizie, per l'obiettività con cui avete rappresentato anche le nostre esigenze di comunicazione e quindi, caro Presidente, grazie e ovviamente l'aspetto a Napoli. Grazie. Sì, perché... E questo era il congedo del prefetto di Venezia, Michele Di Bari, che passa a Napoli, è stato trasferito a Napoli. Riprendiamo dalla cronaca. Schio è caduto con la moto da cross, è precipitato per 20 metri in un dirupo, è in gravi condizioni un giovane centauro. L'incidente è avvenuto nei pressi di Schio. Vediamo. Schio. È ancora ricoverato all'ospedale Borgo Trento di Verona il giovane motociclista ferito dopo essere finito ieri in un burrone in contrada Palladini. Il ragazzo era in compagnia di altri amici verso le 15 e ha perso il controllo della sua moto da cross uscendo per qualche metro fuori dalla carreggiata al di sotto del piano stradale, ma concludendo la fuoriuscita sul greto del torrente sottostante dopo un pauroso volo di 20 metri. Impossibile recuperare il ragazzo dal fondo del precipizio con l'elicottero. Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco e del personale medico del SUEM hanno raggiunto il motociclista tra l'intricata vegetazione e dopo averlo stabilizzato e imbarellato lo hanno riportato sul piano stradale con tecniche speleo alpino fluviali. Solo a quel punto l'elisoccorso di Verona Emergenze ha potuto trasferire il ferito all'ospedale per le cure necessarie. Facciamo un salto a Trieste, dove abbiamo la nostra redazione a Tele4. Dopo l'annuncio del generale Garofano della prossima riesumazione del cadavere di Liliana Resinovic, a quasi 2 anni dalla sua scomparsa, abbiamo parlato con il marito Sebastiano Visentin. Dopo un primo attimo di smarrimento ha detto che spera che la nuova autopsia possa aiutare a far luce su quanto è accaduto. Sentiamo Laura Buccarella. Sono quasi 2 anni che Liliana è scomparsa e ancora adesso non so quando è morta Liliana, come è morta Liliana e poi perché è morta Liliana. Queste sono le domande che mi faccio. Anticipata in una trasmissione televisiva da Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma e consulente del marito Sebastiano Visentin, la riesumazione del corpo di Liliana Resinovic per una nuova autopsia sarebbe stata decisa dalla dottoressa Cristina Cattaneo, incaricata di una nuova consulenza medico-legale, anche se non è giunta alcuna conferma ufficiale. A quasi 2 anni dalla scomparsa della 63enne, uscita di casa il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere nel parco di San Giovanni, il successivo 5 gennaio, il caso lascia aperti ancora troppi dubbi. Sul momento non ero felice di questa cosa, ma poi, visto come vanno le cose, se tutto questo possa aiutare gli inquirenti, chi sta
lavorando sul caso e dare delle risposte, avere delle risposte, ben venga, insomma. Io spero che queste nuove e ulteriori indagini possano dare quelle risposte che noi tutti ci aspettiamo, io e anche i familiari, giustamente, e almeno ci mettiamo il cuore in pace e sappiamo, spero di sapere cosa sia successo esattamente. La Procura per ora non conferma la richiesta di riesumazione del cadavere, decisione che però può essere frutto di un confronto tra i consulenti. Però io e anche il mio avvocato siamo rimasti male perché non siamo stati avvertiti di questo. Non so se la cosa sia vera a questo punto oppure è una idea del generale. Comunque, da quel che ho saputo, anche alla Procura non è arrivata nessuna richiesta di riesumazione del corpo. Adesso io spero che tutto venga fuori, e se ci sono dei segreti, delle cose, io spero che comunque di avere delle risposte. Ecco. Sebastiano Visentini, intervistato da Laura Buccarella della nostra redazione di Tele4. Il Nord-Est al top della classifica per la qualità della vita in Italia e infatti Udine, la città capoluogo in cui si vive meglio, stando a questa graduatoria, a incoronarla la 34esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore. In Veneto a piazzarsi per prima è Verona, al 10° posto assoluto, più 6 posti rispetto allo scorso anno, seguita da Padova con più 10 posti, Treviso più 1, Vicenza che ha il maggior incremento, più 16 posizioni. Venezia invece che scende di 12 posizioni, Belluno che scende di 9 e Rovigo che pur salendo di 9 posti resta comunque fanalino di coda in Veneto e al 68° posto in assoluto. Molti politici del Veneto, molti politici della Lega ma anche di altri partiti del centrodestra ieri a Firenze per il raduno voluto dal segretario nazionale Matteo Salvini delle destre europee. Sentiamo. L'anno prossimo c'è in gioco, se non tutto, tantissimo. E per la prima volta nella storia delle istituzioni europee il centrodestra unito e determinato può vincere e liberare Bruxelles da chi la sta occupando abusivamente nel nome del proprio interesse personale. Quindi liberiamo il Tempio da coloro che stanno occupando abusivamente il Tempio. Non è in discussione l'alleanza di centrodestra in Italia. Io con Giorgia Meloni e Antonio Tajani lavoro benissimo e sto progettando infrastrutture che hanno bisogno non di mesi, di anni per andare avanti. Quindi non è in discussione un governo che a Bruxelles fa paura, però agli amici di centrodestra dico: come stiamo prendendo per mano l'Italia e riportandola a crescere dopo i governi tecnici con un centrodestra unito, sarebbe un errore fatale dividere in Europa il centrodestra, perché fra Macron e la Le Pen scelgo tutta la vita Marine Le Pen. Chi nel centrodestra preferisce la sinistra alla Lega, ai francesi, ai tedeschi, agli austriaci e agli olandesi commette un errore incredibile, perché questa Europa con la sinistra al governo è quella dei tagli, dei sacrifici, dei tagli alla salute, dei tagli alla scuola, dell'immigrazione incontrollata, dello strizzare l'occhio a un fanatismo islamico che anche ieri ha fatto una vittima nel cuore dell'Europa. Quindi a me spiacerebbe che qualcuno di centrodestra preferisse la sinistra ad alleati di centrodestra. Ma questo punto del PPE è Tajani, suo alleato, sbaglia. Che ha detto appunto che non si alleerà mai quando c'è AfD e quando Io c'è posso dire che chi Meloni... sceglierà la Lega e le europee sceglie l'alternativa alla sinistra, ai socialisti, a Macron e ai comunisti. E ieri è finito il tour in Veneto del segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che è anche, come sapete, ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio. Ha lanciato la candidatura di Flavio Tosi alle prossime regionali del 25. Della tappa vittoriese era presente anche l'assessore regionale Bottacin, uno dei leghisti che potrebbero passare tra le file
degli Azzurri. Sentiamo Lina Paronetto. Flavio Tosi è certamente nella rosa di Forza Italia il candidato che potrebbe governare benissimo il Veneto. L'investitura arriva dal segretario nazionale di Forza Italia, il vice premier Antonio Tajani, che lancia la candidatura dell'attuale coordinatore regionale azzurro. Tosi in lizza per la successione di Luca Zaia nel 2025. Abbiamo tanti nomi da offrire ai nostri alleati, aggiunge Tajani. Non poniamo veti, ma non accettiamo veti. Nella tappa a Vittorio Veneto anche una finestra sull'autonomia. Procedono avanti di pari passo e noi ci auguriamo di poterle portare a termine in tempi più rapidi possibili. Da 2 giorni in Veneto di Tajani, gli incontri con le categorie confermano che qui Forza Italia vuole contare e che stia diventando sempre più attraente rispetto a chi non si riconosca più nella Lega. Lo dimostra la presenza, seduto in prima fila tra Tosi e il coordinatore trevigiano Fabio Chies, dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, uno dei ribelli del Prato di Pontida. E c'è anche l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che con Matteo Salvini non ha decisamente feeling. Giampaolo Bottacin, Toni D'Arè ed altri sono persone che hanno competenza amministrativa, hanno governato, stanno governando, sanno governare, e quindi Forza Italia rispetto a persone di questo calibro sta a loro scegliere. Io spero che vengano, ovviamente, proprio perché li conosco bene, sono amici e sono persone capaci. Qui citato anche Gian Antonio D'Arè, Flavio Tosi. Stasera avremo una lunga intervista con Antonio Tajani a Focus dalle 21:15, però sentiamo cosa ha detto poi durante questo tour per quanto riguarda le prossime Olimpiadi del 2026, i giochi invernali. Sentiamo. Pomeriggio nelle Terre Alte per il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Nella sua agenda le visite al Museo dei Bellunesi nel mondo e poi a Confindustria. Inevitabile, anche se non è sua competenza, parlare di Olimpiadi, con la grande preoccupazione che Cortina d'Ampezzo si veda togliere il bob senza che le venga assegnata nessun'altra gara. Il problema è che qualche cosa non ha funzionato, c'erano i fondi, c'era il tempo per farlo, non ho capito perché non si è lavorato per realizzare l'impianto di Cortina in modo che potesse essere competitivo e potesse essere utilizzato. Se non si possono fare a Cortina, come sarebbe stato giusto fare, e bisognava fare di tutto per farle a Cortina, allora facciamo in un'altra parte in Italia. Poi si cercherà di compensare in qualche modo Cortina con eventi, con iniziative, però ripeto, non dipende dal governo, dipende dal CIO. Io li avrei fatti svolgere a Cortina, però se non c'è Cortina troviamo un'altra località italiana, certamente non all'estero. In casa degli industriali, dove la Presidente Laurent Berton ha messo nuovamente l'accento sulla questione Olimpiadi, minacciando anche azioni legali se non ci sarà una redistribuzione delle gare, inevitabile affrontare anche il tema della legge per la montagna, dal cui itinere può dipendere il futuro delle terre alte. Noi stiamo lavorando intensamente, abbiamo anche fatto apportare alcune modifiche, la proposta di Calderoli che riguarda anche le professioni di montagna, e noi stiamo cercando e siamo riusciti a far accettare da lui in Consiglio dei Ministri alcuni correttivi per alcune professioni specifiche della montagna perché possono essere riconosciute, prima non lo erano, ma io sono ottimista, finalmente si dà un segno di grande attenzione alla montagna, perché ritengo che le montagne, come tutte le aree interne, debbano essere curate con la massima attenzione da parte del governo e da parte della politica. Antonio Tajani stasera a Focus anche sui grandi fatti internazionali, la guerra in Ucraina, la guerra in Israele, tra Israele e Hamas. Andiamo a Padova dove c'è Federico Fusetti con Federico Cibotto e un ospite, il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. A te Federico. Sì, eccoci qui, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, siamo nella sede del Partito Democratico, sede regionale del Partito Democratico, insomma ci hanno presentato dei numeri, delle cifre che non fanno stare così tranquilli i veneti, insomma lo vedete il titolo che hanno scelto che racconta come la sanità pubblica del Veneto sia in pericolo, dobbiamo preoccuparci. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Noi oggi numeri e cifre alle mano abbiamo spiegato perché ci sia il rischio di uno scivolamento verso il privato e di una sanità pubblica
che rischia di non garantire a tutti i cittadini le cure di cui avrebbero diritto e bisogno. Lo abbiamo fatto dati alla mano, spiegando come nel corso del 2022 sia aumentata la spesa a favore della sanità privata, con una cifra assolutamente superiore al 6% indicata da Zaia, ma almeno del doppio, di come sia aumentato invece ciò che i cittadini pagano per la sanità privata, e in questo modo dimostrando che aumentano le spese ma i servizi non migliorano. Le liste d'attesa continuano a essere infinite, i medici di medicina di base essere pochi e oberati di lavoro, e la medicina territoriale non ha avuto i necessari investimenti. Bisogna invertire al più presto questa tendenza. Del resto gli stessi cittadini veneti, in un recente studio della Fondazione Corazzin, si sono dichiarati 7 veneti su 10 insoddisfatti di quello che è il nostro sistema sanitario, e quindi bisogna intervenire, bisogna pensare che la sanità è fondamentale per tutti, non bisogna prendere in giro i cittadini con cifre e dati infondati. La sanità sarà sicuramente al centro della campagna elettorale per la presidenza della Regione l'anno prossimo, ma su questo ci sono già nomi che circolano all'interno del centrodestra, le diverse anime che si preparano un po' a farsi avanti, sia all'interno della Lega ma anche Fratelli d'Italia. Voi, prendendo spunto anche dal tema sanità, state a guardare queste elezioni come le state già vivendo? Beh no, non stiamo a guardare. Dal primo giorno della mia segreteria stiamo lavorando per la prospettiva delle elezioni regionali del 2025. Contrariamente agli altri, noi lo facciamo parlando di merito, oggi di sanità pubblica, domani di autonomia, nei giorni scorsi di lavoro, di sicurezza sul lavoro. E lo vogliamo fare costruendo una coalizione sia civica che politica che guardi ai problemi del Veneto, a cominciare appunto dalla sanità. Gli altri vedo che litigano per le poltrone, che magari non avranno nemmeno. Noi invece cerchiamo di fare un lavoro serio, naturalmente in tempi rapidi, nei tempi che verranno consentiti anche dall'agenda politica. Indicheremo i nostri nomi, le nostre candidature. Non avverrà sicuramente come nel 2020, dove tutto questo si è fatto negli ultimi mesi. Si farà per tempo, ma per quanto ci riguarda vogliamo innanzitutto ragionare, discutere di un Veneto diverso che apre una nuova stagione politica, perché questa è finita. Zaia è attaccato ad avere un terzo, che poi per lui sarebbe un quarto mandato, che non credo che ci sarà, e spetta a noi adesso costruire le condizioni per una guida politica del Veneto diversa. E noi come Partito Democratico, con tutti gli alleati del centro-sinistra, vogliamo competere alla guida della Regione. Grazie al segretario Andrea Martella. Direttore. Grazie molte, grazie Federico, grazie Andrea Martella e buon lavoro. Andiamo avanti con la politica. Fratelli d'Italia ha scelto Enoch Soranzo come successore di Elisabetta Gardini alla guida della segreteria provinciale di FDI a Padova. Il consigliere regionale ha vinto con 947 voti. Il vice sindaco di Noventa Padovana Nicola Cannistracci si è fermato a 499. Soranzo dunque il nuovo segretario provinciale del partito di Giorgia Meloni. Cannistracci ha riconosciuto la vittoria e si è messo a disposizione per lavorare per il partito, che vuole guadagnare posizioni su Padova, feudo del centro-sinistra e guidata dal sindaco Giordani, che nel suo secondo mandato è stato eletto al primo turno. Quindi vittoriosi tutti i candidati di Fratelli d'Italia della cordata Urso Donazzan, a partire da Claudio Borgia a Treviso, e ha vinto a Rovigo per un solo punto la sindaca di Portoviro, Valeria Mantovani. Vi abbiamo dato prima un titolo che riguardava il sindaco di Noventa Padovana, Bano, che è nella bufera politica per una frase omofoba ed ha chiesto scusa. Vediamo.
Una frase volgare contestata dall'opposizione e segnalata anche dalla Presidente. È accaduto in Consiglio Comunale a Noventa Padovana, protagonista il sindaco Marcello Bano, che ha usato termini che hanno provocato la dura reazione dell'ex sindaco e oggi consigliere di opposizione Alessandro Bisato, che ha chiesto di far mettere tutto nel verbale della seduta consigliare. Il video è riportato nel sito del gruppo con Noventa. Per cortesia. Okay. Sindaco, per favore, questa sì. Facciamo mettere agli atti la frase di prima sul bipolare e questa di adesso che non ripeto per onestà. Non devono essere utilizzate parolacce e tutto il resto in consiglio comunale. Momenti di tensione, accuse politiche, il richiamo al sindaco, polemiche. Poi, dopo la seduta, le scuse di Bano. Ho usato frasi fuori luogo e me ne scuso, ha affermato, anche se non c'era intento offensivo. Starò più attento e non accadrà più. Il commento del primo cittadino. L'incidente sembra chiuso. Strano, un incidente che non è accaduto a Focus, una volta tanto, no? Qui succede sempre di tutto. E di più, andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo e poi torniamo da voi. Si avvicina il Natale, ci sono luminarie, feste, accensioni di alberi, mercatini con tanta gente. Vediamo il Natale di Only the Brave, la fondazione di Renzo Rosso, fa il pieno a Bassano, capitale di solidarietà, ma la politica sia più concreta. Tanta gente e poi il patron che dice Bassano è una città meravigliosa, dobbiamo lavorare tutti insieme perché diventi un punto di riferimento in Italia. Dobbiamo farlo sempre e in questo senso vorrei maggiore concretezza dalla politica, così ha detto Renzo Rosso della Diesel. Vediamo a Bassano il commercio per il Natale, insomma per ora sembra che si tratti di una partenza favorevole con i commercianti soddisfatti. Alex Giuliano. Quanti di voi hanno già aperto le prime caselle del calendario dell'Avvento? Immaginiamo in molti il calendario lo guardano anche i commercianti e gli esercenti che in questi primi giorni di dicembre hanno già avuto modo di testare un po' la situazione e intuire che questo sarà un Natale dove si spenderà ma con oculatezza. Il mese di dicembre è partito abbastanza bene. Si è stati fortunati anche un po' con il tempo, che ha sempre tenuto. Speriamo di concluderlo in maniera positiva. Si spende in contanti o col bancomat? 3/4 bancomat. Contanti sono spariti. Vanno, gli acquisti vanno. Per fortuna di Dio con il mercato che c'è stato adesso abbiamo avuto un bel giro per fortuna. Tanti turisti, tanti bassanesi? Sì, abbiamo avuto tra cui adesso dei turisti dalla Spagna, dall'America Latina, quindi abbiamo anche modo di usare anche le lingue, io in particolare. Non c'è Natale senza la sua stella. Iniziamo dal rosso di questa meravigliosa pianta per fare un pochino il punto della situazione di come stanno andando anche le vendite di quello che è uno dei, chiamiamoli, prodotti tipici del Natale, la stella. La stella va bene, è ancora l'inizio della stagione, perché diciamo tutti quanti preferiscono dopo l'8 di dicembre oppure per l'8 preparare il Natale dentro a casa, però hanno già iniziato bene ad andare via. Quelli di Bassano tendono ad acquistare la focaccia veneta, questo non c'è ombra di dubbio. Poi abbiamo fatto anche i biscotti con il ponte di Bassano e la dedica di Bassano per i turisti. Non ci possiamo lamentare. Che cosa comprano di più bassanesi e turisti? Ma la maggior parte sui formaggi, caciocavallo e poi sui dolci, arancini, cannoli. Si vede che iniziano a comprare, stanno un po' attenti cosa comprare, vogliono comprare forse un po' più bellino che comprare, vogliono il regalino ricercato, diciamo. Tanta gente per l'accensione dell'albero di Natale a Padova davanti a Palazzo Moroni, madrina la cantante Nina Zilli che ha invitato i presenti a 1 minuto di rumore per ricordare Giulia Cecchettin. 4, 3, 2, 1...
Le esplosioni di luci dell'abete accende il Natale a Padova. Si entra nel pieno dell'atmosfera natalizia con l'albero di Palazzo Moroni che brilla nel cuore della città, come da tradizione. Madrina dell'evento la cantante Nina Zilli, che sabato sera lungo il Liston si è esibita in occasione dell'accensione dell'albero di Natale. Prima di iniziare lo spettacolo ha ricordato Giulia Cecchettin. In generale nel mondo, insomma, non va proprio benissimo, e anche nel particolare in Italia col femminicidio, quindi è inevitabile che oggi qui, proprio in questa città, la città di Giulia, io vi debba chiedere una cosa. Poi la musica, le luci, la gioia dei bambini che hanno incontrato Babbo Natale che distribuiva i dolcetti. Sul palco per inaugurare il periodo natalizio anche i rappresentanti dei commercianti, il sindaco di Padova Sergio Giordani e l'assessore alle attività produttive Antonio Bressa. Un grande Natale in città, pieno di luci, pieno di attrazioni. Abbiamo iniziato con l'accensione delle luminarie in tante vie e in tante piazze, anche sui monumenti della città. Questo grazie all'investimento che ha fatto l'amministrazione comunale per il Natale, ma anche grazie alla collaborazione con i negozianti che hanno compartecipato e le associazioni di categoria che li hanno messi insieme. Poi oltre le luci c'è il videomapping, che è un elemento ormai molto attrattivo e apprezzato. Tanti gli eventi per il Natale a Padova, dal villaggio di Babbo Natale in piazza Eremitani ai mercatini fino alla pista di pattinaggio ritornata in Prato della Valle. Servizio di Valentina Visentini, vi ricordo che domani mattina a partire dalle 9 Antenna 3 Nord-Est e Rete Veneta in diretta da Prato della Valle per trasmettere i solenni funerali di Giulia Cecchettin. Di fronte a migliaia di persone si prevedono 15.000 persone, avevo detto 10.000 ma il calcolo è aumentato, 15.000 persone, quindi una folla enorme per dare l'ultimo saluto a questa povera ragazza. È tutto per oggi. Stasera a Focus 21:15 ci sarà anche Vera Slepoi, psicologa, psicoterapeuta, ci sarà Antonio Tajani, ovviamente anche gli altri ospiti, e saluto e ringrazio Francesco Cerone e Renato Cappoia in regia con Nadia Brazzo. Grazie a tutti, buona giornata.